Don Ermanno Crestani dal 1983 è impegnato nell'assistenza e integrazione delle persone affette da disturbi psichici. È tra i cofondatori del coordinamento Veneto di AIDSAM, di cui oggi è membro nazionale. A Vittorio Veneto gestisce una struttura che accoglie una ventina di ragazzi affetti da malattie psichiche che 2 volte a settimana si incontrano insieme ad una decina di animatori, mentre in un'altra stanza i genitori si riuniscono condividendo le proprie esperienze. Gli ospiti della struttura vengono impegnati in attività sportive, culturali, gite, ma soprattutto ci sono 3 ambiti nei quali si concentra il lavoro, quello di psicoterapia, di integrazione sociale e lavorativa. Una ventina nel 2022 i ragazzi che hanno trovato occupazione. Queste 3 attività fondamentali adesso dal 31 marzo in poi non hanno più il sostegno del Dipartimento perché ha fatto un bando in cui ha interessato solo un'associazione che prendesse dentro tutti i servizi. A livello nazionale dopo il Covid le malattie mentali sono aumentate del 20%, diventa quindi fondamentale, spiega ancora Don Crestani, investire su servizi che aiutino queste patologie. Negli ultimi tempi la cronaca ha portato alla ribalta il problema in seguito ad episodi di violenza che hanno visto tra gli autori proprio persone affette da disturbi psichici. Si capisce subito chi è stato perché è la malattia. Se tu condanni uno perché sotto la malattia ha fatto si capisce che, io dico, ripeto, sono anche loro vittime di un sistema, di una malattia difficile, misteriosa, ma anche di un sistema che trascura queste attività. Va ridisegnato, secondo Don Crestani, tutto il sistema, troppo incentrato sul metodo assistenziale. Che aiuti l'integrazione sociale, che aiuti l'abitare, che aiuti l'inserimento lavorativo, che aiuti l'inserimento sociale. E questo tipo di personale e di finanziamenti attualmente sono ridotti. C'è qualcosa che deve cambiare di velocità, se no andremo male.